politica e programmatica. È tempo di concludere le ricerche. È tempo di lavorare per offrire al Paese un'alternativa, una possibilità, una speranza. Ed è importante che riparta da qui. Per la verità, qualche giorno fa a Bolzano qualche segnale nuovo ha cominciato ad esserci, ma è molto importante che riparta da qui. Da questa isola che spesso ha rappresentato un punto privilegiato, un osservatorio dei movimenti politici del Paese. Qui, d'altro canto, il risultato delle regionali ha segnato una sconfitta che ha aperto anche una crisi del Partito Democratico. Da qui possiamo ripartire. Innanzitutto per la Sardegna. Vorrei dire che è vitale per la Sardegna evitare che il potere della destra si espanda, occupando le istituzioni, le amministrazioni provinciali, i comuni, in una logica che è innanzitutto umiliante per la dignità di questa regione, della sua tradizione autonomistica. Insomma, la destra è un gruppo di potere che si è posta al servizio degli interessi forti del continente, come dite voi. E su questo non c'è il minimo dubbio. Che si muove in una logica di occupazione del territorio, di sfruttamento delle sue risorse. In fondo il Presidente della Regione ha fatto nella sua campagna elettorale del suo rapporto con Berlusconi il punto di forza, no? Un'idea molto vecchia della Sardegna, del Mezzogiorno, l'idea che bisogna avere dei santi in paradiso, no? Il fatto che lui fosse amico di Berlusconi era l'argomento con il quale ha fatto intravedere ai sardi la possibilità di una prospettiva di crescita, di sviluppo, perché lui avrebbe avuto un canale privilegiato verso il governo nazionale. Ora, diciamo le cose come stanno. Amico soprattutto di Verdini è apparso. Dove? Che è stato totalmente rovesciato, e cioè l'idea che il suo rapporto con Roma, con il potere romano, potesse portare qualcosa alla Sardegna. La verità è l'opposto, è che lui come governatore della Sardegna porta qualcosa a quel potere romano. La via di comunicazione ha funzionato in senso esattamente opposto, portando via alla Sardegna autonomia e ovviamente tra l'abolizione delle norme contro l'evasione e il condono è stata una politica di incoraggiamento, diciamo. Se può fare, sostanzialmente questo è stato il messaggio al Paese. Quindi la manovra interviene non perché ce li impone l'Europa per la Grecia, ma per colmare i vuoti determinati dalla politica del governo. Di un governo, ripeto, che per 2 anni, Berlusconi prima ha detto che la crisi non c'era. Sì, che riguardava tutto il mondo, ma non l'Italia, come se lui fosse una sorta di ombrello protettore. Poi quando non ha più potuto negare, ha detto è passata. Sì, c'è stata la crisi, però è passata. Ed era al contrario il momento in cui la crisi stava manifestando in modo più drammatico i suoi effetti sociali. Perché il Paese ha retto il primo urto facendo appello alle proprie riserve, le famiglie ai propri risparmi, le imprese che avevano accumulato in un momento di crescita, e quando il Paese non ha retto più e le imprese hanno cominciato a fallire e la gente ha cominciato ad andare in mezzo alla strada, in pochi mesi 700.000 disoccupati in più, ecco il messaggio che veniva dal governo nazionale è che la crisi era finita.
Badate, io credo che in questa vicenda si è misurata la irresponsabilità e l'incapacità di governo della destra in un modo che è andato al di là di ogni possibile immaginazione. E se noi richiamiamo alla mente le cose che ha detto il Presidente del Consiglio, cioè mentre Obama diceva agli americani stiamo vivendo una crisi storica, dobbiamo unirci, e l'America stava perdendo il 3,7% della sua ricchezza, nello stesso periodo l'Italia perdeva il 5,1% della ricchezza nazionale, cioè una cosa enorme dal punto di vista, significa un'enorme ricchezza, 100 miliardi di euro in meno per le famiglie, per le imprese. Noi avevamo un Presidente del Consiglio che diceva la crisi non bisogna parlarne perché deprime i cittadini. Il modo migliore è far finta che non ci sia. Sono quei minagrammi della sinistra, cioè qualcosa che insomma, va, a mio giudizio, al di là di quello che è tollerabile. E questa è la verità. Oggi vengono appelli alla collaborazione, vengono appelli all'assunzione di responsabilità, ma la prima condizione è ritornare ad un confronto politico basato sulla serietà, sgombrare il campo dalle barzellette, dalla propaganda, tornare ad un confronto politico che guardi ai problemi reali del Paese. Volete collaborazione, volete... Noi lo sappiamo che la crisi c'è, quindi sappiamo che di fronte a questa crisi occorre un impegno nazionale. Ve lo abbiamo proposto, sono 2 anni che ve lo proponiamo. Ma le condizioni sono, non voglio neanche dire deve fare autocritica, lasciamo perdere, andiamo alla sostanza. Le condizioni sono che di fronte alla crisi si agisce primo sulla base di un principio di equità e in questa manovra non c'è equità. L'equità vuol dire che in un momento difficile bisogna chiedere a ciascuno sulla base delle sue possibilità e in questa manovra non c'è equità. Si colpisce in modo indiscriminato il pubblico impiego, con un atteggiamento anche di disprezzo verso l'impiego pubblico, che a mio giudizio non è tollerabile, e colpendo diritti che sono diritti, a mio giudizio, non sindacabili del cittadino lavoratore, perché non si può dire al vigile urbano o al bidello che non gli si dà la liquidazione, perché il TFR è una parte del salario del lavoratore e lo Stato non può darglielo a rate, perché è un sopruso contro un diritto.